Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro, durante la quale dovremo sfogliare come al solito una rivista per la serie Sfogliamo Insieme, questo format che sto portando avanti, diciamo, già da qualche live fino ad oggi. È tanto tempo che non faccio una live, questa live la dovevo fare ieri sera, purtroppo mi si è fatto tardi per motivi familiari e quindi non ho potuto fare questa live ieri sera e quindi la recuperiamo oggi, questa mattina. Sono le ore 11:23 di questo sabato 19 agosto 2023, anche agosto è entrato nella sua seconda metà. L'ultima live mi pare che io l'ho fatta, mi sembra l'11 agosto, quindi durante la prima metà di questo mese estivo, e ora siamo entrati, diciamo, inoltrati proprio nella seconda metà del mese di agosto. Poi ritornerà a settembre e ritornerà, diciamo, la scuola, ritorneranno tutte quelle occupazioni che impegnano il nostro tempo. Ok? Per adesso benvenuti a tutti a questa nuova live, benvenuto a chi lo vedrà in live in questo momento e benvenuti anche a chi vedrà questa live in differita, perché rimarrà registrata sul mio canale YouTube. Ricordo che siamo in live sia su YouTube che su Twitch ed anche su Facebook. Ok? Cosa dobbiamo fare durante questa live? Allora, questa è l'ultima live in cui vedrete questi due miei sterei, io li chiamo sterei perché Boombox, diciamo, venne un po' dopo. Alla mia epoca Boombox era un qualcosa di molto più grande anche di questo, qualcosa che aveva almeno tre casse da una parte, tre casse dall'altra, grosse, quindi diciamo un subwoofer, due mid range, un tweeter, insomma qualcosa di più grande anche di questo. Questo io non lo associo neanche al termine boombox. Per me sono due sterei portatili, di cui questo è un po' più grande solamente perché ha il televisorino bianco e nero tubo catodico. Ok? Non ho avuto il coraggio di metterli sotto corrente, né questo, perché non lo so, i condensatori, dovrei smontarli prima per vedere se dal punto di vista elettrico più che elettronico, perché qui di elettronica ce n'è poca. Qui è tutto elettrico e meccanico, elettromeccanico tutti e due, sono tutti a componenti discreti, quindi non c'è niente di SMD, tutte e due sono originali. Questo mi pare che è primissimi anni 90, se non fine anni 80, e questo proprio metà degli anni 80, proprio lo comprai, mi ricordo, subito dopo la prima metà degli anni 80, quindi 86, 86, una cosa del genere, più o meno in quell'epoca lì. Quindi sono tutte e due molto vecchi e non mi sono fidato a metterli sotto corrente, tanto ho tante piastre, come vedete qui dietro si intravede. Io sto ancora archiviando cassette, mi sono avventurato in un progetto che si è rivelato essere molto più grande di me. Tra l'altro ho scoperto di avere cassette di tutti i tipi, al cromo, diciamo di tutte le marche, vedete? CD Ing, Sony, TDK, Dez, ci sono proprio di tutte le marche qui le cassette. Veramente, guardate questa veramente anni 70, cioè ci sono di tutte le marche e mi sono accorto di averne parecchie senza scritto nulla, che non so come archiviarle, perché purtroppo se non c'è scritto nulla né sulla confezione né sulla cassetta stessa, come questo qua, vedete, questa è una Memorex dentro la custodia di una HF. E comunque, diciamo, se non c'è scritto niente, l'unico modo è mettersi lì, ascoltarle. Poi io ho una grandissima conoscenza musicale, ma ovviamente non conosco tutto e quindi mi avvalgo di queste nuove tecnologie e faccio riconoscere tramite il cellulare alcuni brani musicali che non mi ricordo né chi li cantava né comunque non è argomento di questa live. Mi sono dilungato anche
anche troppo. Allora andiamo a vedere, noi dobbiamo sfogliare come da descrizione diciamo, del video, dobbiamo sfogliare gli speciali di Retro Gamer. Allora, questo è stato il primo numero che è uscito, sempre edito da Sprea Edizioni, Gaming Hardware, e qui abbiamo visto un po' di hardware dell'epoca. Questa è la quarta di copertina, ok? Si è parlato del Sinclair, dell'Amiga CD32, dell'Amiga 500, insomma un bel numero che non so se come ritratto ancora è disponibile. Comunque, se fosse ancora disponibile ve lo consiglio, perché qui parlano, appunto, vedete, questi sono i controller dell'Intellivision, veramente vale la pena. Guardate l'Atari 5002, questo è stato un bellissimo numero, andatevi a cercare lo Sfogliamo Insieme, perché anche nello Sfogliamo Insieme troverete anche questo numero tutto sfogliato insieme a voi, ok? Quindi tutto il contenuto lo trovate nel mio video Sfogliamo Insieme Gaming Hardware, ok? Che questo è sempre i manuali da collezione di Retro Gamer, ok? Nel secondo numero si dedicarono di più ai giochi, ai videogame. Vedete, sempre in alto i manuali da collezione di Retro Gaming, sempre Sprea Editori, vedete? Adesso non so se, ecco, la telecamera mette a fuoco, vedete, Sprea Editori, sempre Sprea, vedete? E sono i manuali da collezione di Retro Gamer. E questa è la grande storia dei videogame, e come avete riconosciuto subito qui, Super Mario. Gli deve stare molto simpatico Super Mario. Questa, a parte, vabbè, la quarta di copertina vi faccio vedere sempre, prima di passare al terzo numero, che io ho trovato praticamente l'altro ieri per caso in edicola, e quindi noi adesso ci andiamo a sfogliare questo qui, che è l'ultimo numero dei manuali da collezione di Retro Gamer. Come vedete, in prima pagina c'è Mario, sempre edito da Sprea. Adesso metterà a fuoco la telecamera, forse o forse no. Ok, vedete? Sprea Editori, ok? E questo è i manuali da collezione di Retro Gamer, l'enciclopedia di Mario, ok? L'enciclopedia di Mario. Questa è la quarta di copertina. Oh, io ci tengo a dire che io questa non l'ho ancora aperta, sta rivista, non c'è avuto tempo, e quindi la aprirò insieme a voi, la vedremo insieme, ok? Allora, bellissima questa idea di mettere tutte le versioni di Mario, vedete? L'evoluzione di Mario nella, diciamo, seconda di copertina. E poi c'è l'editoriale, lunga vita a Mario, vedete? Questo è l'editoriale con la scritta, che qui ovviamente è prismatica, vedete? È fatta quasi è a specchio, praticamente è a specchio, mentre internamente l'hanno fatta grigia, sempre stesso, diciamo, stesso font, un po' più elaborata la scritta di Mario. Quindi qui si chiama proprio l'enciclopedia di Mario. Da qui ovviamente il numero è dedicato a questo supereroe dei videogiochi che ci accompagna da decine d'anni, decine di anni, ok? Allora, guardate il sommario, tutto colorato, bellissimo. Questo è il sommario di questa rivista dedicata interamente a Super Mario. Allora, la carta è la solita, Sprea Editori ci ha abituato ad una stampa di qualità molto buona, veramente, con dei colori che, diciamo, solo per la qualità di stampa già vale la pena acquistare questa rivista. Molto belle, molto, diciamo, curato anche per quanto riguarda diciamo, tutte le immagini sono curate nei minimi particolari, contrasto, luminosità,
tutto quanto, tutto messo a posto, perché sono bellissime da vedere queste immagini, hanno una qualità di stampa veramente, veramente eccezionale. Ok, andiamo avanti. I più grandi momenti di Mario. I più grandi momenti di Mario. Ovviamente non li vado a leggere tutti. Vediamo nel 1985 c'è Super Mario Bros. Per NES, poi nel 2002 Super Mario Sunshine su GameCube e addirittura nel 2019 c'è Super Mario Odyssey 2 su Nintendo Switch. E qui però ci sono poi tutti gli altri che non ve li sto ad elencare. Oh, qui ci sono i ricordi, guardate tutti i mondi di Mario, mondo 1.1, tutte immagini molto molto belle, molto molto. Questo è il NES, Nintendo Game System, no, Entertainment System. Eh, quindi è il NES, stavo vedendo, mi ricordo tantissimo questa stellina, vi faccio vedere solo la prima stella, vedete com'è disegnata, pixellosa, viene in mente il film Pixels che ebbe tanto tanto successo. Oltre i limiti, Nintendo Game Boy, e qui si parla anche, fanno vedere anche l'hardware, perché c'è anche il Game Boy, vedete, con Super Mario bianco e nero, Super Mario in bianco e nero sul Game Boy. Ok, bellissimo, bellissimo Super Mario in bianco e nero sul Game Boy, ha avuto grandissimo successo anche sul Game Boy. E qui cominciano a far vedere tutte le evoluzioni che ha avuto questo personaggio nella storia dei videogiochi. Guardate, ve lo faccio vedere un po' da lontano così la vedete completamente la rivista. Ok, guardate la World Map, hanno fatto addirittura la mappa dei mondi di Mario, del mondo di Mario, vedete? Bellissima, guarda questa rivista, poi i colori sono resi in una maniera veramente, veramente bellissima, e si lascia sfogliare proprio bene questa rivista, vedete? Qui ci sono anche tutti gli sprite, qua sotto, vedete? Tutti gli sprite, da qui a quando cade giù la tartaruga dopo che viene abbattuta da Mario. Vedete tutti i disegni degli sprite. All'epoca fare un videogioco era tutt'altro che semplice, anche oggi non è semplicissimo, ma diciamo la potenza dei computer attuali ci permette di fare dei videogiochi molto molto belli, avvalendosi dei tool che ci facilitano di molto il lavoro, ok? Eh, prima diciamo era un po' tutto lasciato ai disegnatori, ai programmatori. Adesso per esempio mi viene in mente la luce, le ombre, eccetera, i riflessi che vengono tutti calcolati in automatico dai tool, mentre prima diciamo era quasi tutto lasciato ai programmatori, far apparire l'ombra da una parte piuttosto che dall'altra, mettere dei riflessi. Diciamo è già solo quello è una cosa. Guardate, noi andiamo avanti, come migliora la grafica sia dei personaggi che dei nemici che degli sfondi. Attenzione, beh, andiamo parecchio avanti. Qui è il Nintendo 64, che se non sbaglio fu la prima console in assoluto ad uscire già con 4 porte joystick. Vedete? Nintendo 64, e cominciano ad avere una grafica veramente sempre un po' spigolosa, sempre un po', se vogliamo, però veramente veramente d'applauso. Ancora queste console si attaccavano anche ai televisori, poi quando aumentarono la risoluzione anche degli stessi televisori, eh, e quindi si andò ad avvicinare sempre di più il televisore ad un monitor, a quel punto la grafica ne risentì parecchio e fece dei passi da gigante in avanti. Ok,
quindi, ed anche il 3D, non solo la grafica 2D, i giochi cominciarono a essere quasi tutti 3D, ok? Anche perché i processori all'interno delle console da gioco erano talmente veloci da poter calcolare in tempo reale la rotazione dei vari poligoni che appunto componevano un personaggio piuttosto che un nemico o qualcosa che si muove sullo sfondo. Ok? Andiamo avanti, vedete? Stiamo sfogliando insieme solamente questa rivista per vedere cosa contiene. Ciao Willy, bentornato, ben trovato. Un saluto al mio follower Willy che si è connesso da YouTube. Grazie di essere qui con noi. Non so se ti interessa l'argomento. Stiamo sfogliando questa rivista che è uscita da poco in edicola. Io sono stato fortunato che l'ho trovata l'altro ieri insieme poi ad un'altra rivista, no, sta là, non la vado a prendere, che poi vedremo tra oggi e domani. Ciao Rebus77, benvenuto anche a te, grazie mille di essere qui con noi. Come stavo dicendo anche a Willy, stiamo sfogliando questa rivista di Sprea Editori dedicata interamente a Mario, il personaggio che poi divenne Super Mario Bros. Ah, ecco Willy anche da Facebook. Allora, e siamo arrivati a questa pagina qui che vi ho fatto già vedere. Siamo partiti da un Super Mario sul Nintendo Game Boy bianco e nero, e poi piano piano stiamo andando avanti. Siamo passati pure per il Nintendo 64. Guardate come migliora la grafica andando avanti negli anni. Ecco. Ma veramente, veramente è stato. Ecco, qui ritorniamo invece Super Mario Bros. Momenti mitici. Guardate, questo era uno dei. Mi pare che era l'ultimo, il mostro dell'ultimo livello, se non mi ricordo male. Io purtroppo la mia memoria comincia a vacillare, avendo giocato a tantissimi videogiochi, soprattutto Commodore 64 e quell'epoca lì, quindi tutti i vari Amiga, tutti diciamo queste console che si potevano connettere a un televisore o al 1084S della Commodore, diciamo, perché io poi fino a che non mi comprai un PC non ho mai avuto un monitor con una risoluzione abbastanza alta. E quando cominciarono ad uscire, come dicevo, i, diciamo, le console per diciamo, televisori in alta definizione, a quel punto io già avevo smesso da parecchio di dedicarmi ai videogiochi. Andiamo avanti, sfondo nero, stampa di qualità veramente eccelsa, veramente, veramente una bella rivista per gli appassionati di Mario e di Super Mario e di tutto ciò che gira intorno al mondo di Mario. Questa rivista la consiglio vivamente, vivamente. Guardate, Super Mario Bros 2, e chi se la scorda questa? Vedete? Questa non se la scorda nessuno. La telecamera funziona perfettamente. Oh, Mario Kart, la storia di un mito. Ovviamente tutti quanti, io ce l'ho sulla Wii, tutti quanti abbiamo giocato almeno una volta a Mario Kart. Questa è una bellissima immagine. Mario Kart, la storia di un mito. Mario Kart. Guardate, qui ci sono tutti i personaggi di Mario Kart. Ok, e queste sono altre due pagine di questa rivista nell'articolo in cui spiega tutto ciò che c'è da sapere su Mario Kart, proprio sul gioco Mario Kart, che ha avuto un successo enorme anche perché si poteva giocare anche in più giocatori. Sulla Wii si potevano connettere quattro diciamo telecomandi, come vogliamo chiamarli, quelli della Wii, e si poteva giocare pure in quattro giocatori, e quindi questo era un punto di forza da non sottovalutare, perché è un momento di aggregazione incredibile, giocare in quattro nella stessa stanza allo stesso gioco, guardando la stessa televisione, diciamo così. Ok? Quindi andiamo avanti, vedete tutto un bellissimo articolo
dedicato a Mario Kart. Come vedete anche questo numero ha tantissime pagine, ancora non siamo arrivati, mi sa, neanche a metà, no, non ci stiamo a metà, e contiene tantissime informazioni su Super Mario. Oh, qui ritorniamo in modalità monocromatica con Super Mario Land. Super Mario Land, vedete? Super Mario Land. Queste versioni, la trilogia perduta, Mario inedito in Occidente, guardate anche questa, anche diciamo questo paragrafo molto molto bello. Oh, Super Mario Bros 3, e qui ci sono tutti i vari sprite che hanno adoperato, vedete? Tutto su Super Mario Bros 3, tutto su Super Mario Bros 3, vedete? Stiamo semplicemente dando un'occhiata così velocemente a questa rivista, tutto su Super Mario Bros 3. Ok, Dottor Mario, vedete, siamo passati poi a Dottor Mario. Come vedete sono state tanti gli spin-off che sono usciti da un semplice videogioco, utilizzando lo stesso personaggio che ebbe grandissimo successo. Poi si sono inventati una marea di videogiochi, anche uno diverso dall'altro. Per esempio Mario Kart non c'ha niente a che fare con Mario Bros, quindi è una corsa di macchine, e quindi molto molto carina, molto piena di cose divertentissime. Questo è Super Mario RPG Role Play Game, quindi Super Mario RPG, altri RPG in salsa Mario su quest'altra pagina, vedete? E andiamo avanti. Molto molto piena di argomenti questa rivista, eh? Mario is missing, guardate, guardate. No, veramente veramente tanto di cappello, perché è fatta veramente bene questa rivista. Oh, finalmente vediamo la scritta tutta colorata Super Mario World, vedete? A cui siamo abituati anche oggi, queste scritte tutte con le lettere, una di un colore diverso dall'altra. Vedete? Super Mario World, bellissima. La via più breve, Super Mario World, vedete? Oh, questa rivista ve la consiglio senz'altro. Sfida ai boss, bella 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 questa rivista. Oh, Marios Picross, Marios Picross. La rivoluzione 3D di Nintendo. Questo è quando Nintendo cominciò ad utilizzare le console 3D, e quindi a fare tutto in 3D, che si muoveva in 3D. Tanto di cappello. Un numero densissimo di informazioni su questo personaggio classico dei videogiochi, I meravigliosi, le meravigliose movenze di Mario. Eccolo qua. In fondo al tubo. Grandissima, bellissima questa rivista, bellissima. Un mondo 3D. Super Mario Land 2, 6 Golden Coins.
Chi regna, regna è. Mario, il re degli spin-off, come vi ho detto, da Super Mario, che era il gioco originale, Super Mario Bros. Che poi tra l'altro io mi ricordo Super Mario pure sui Nintendo Game Watch, addirittura chiamavano Super Mario anche quel gioco in cui tu dovevi riempire le bottiglie, non so se erano di Coca-Cola, di latte, vabbè, di un liquido, le dovevi tutte impacchettare fino a quando non facevi partire il camion pieno di scatole che contenevano confezioni da 6 di bottiglie, insomma, quindi diciamo che da quei Super Mario, da quei Nintendo Game Watch in cui già si parlava quasi di Super Mario Bros. A Super Mario Kart e tutti gli altri, Super Mario World, eccetera, sono tutti diversi tra loro. Ok? Serie Mario Kart. Ok? Serie Mario Kart. Andiamo avanti. Serie Mario Party, anche i Mario Party che sulla Wii anche mi pare sono usciti, se non sbaglio, si giocava in più persone contemporaneamente e sono sempre dei giochi motivo di aggregazione, quindi molto 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 belli anche questi giochi. Poi i giochi sportivi, sempre con personaggi. Mario, qui sotto vedete un Sonic, Qui sotto guardate, questo è Sonic, Mario e Sonic. Vedete? Mario e Sonic, altro personaggio iconico dei videogiochi, Sonic. Ah, vedete, c'è pure Donkey Kong qui, ovviamente. Vabbè, tutti i vari personaggi. Dottor Mario, vedete? Dottor Mario. Dottor Mario, solo che prima la stavo sfogliando più facilmente. Super Mario 3D Land. Super Mario 3D Land. Bellissimo, bellissimo Super Mario 3D Land. Andiamo avanti. La nascita di Paper Mario. Ecco, il logo comincia a essere sempre più, diciamo, io me lo ricordo sempre così colorato. Non so se erano proprio quella l'ordine dei colori, mi sembra di sì. Paper Mario qui si parla ancora, E qui tante informazioni, come vedete, c'è tante informazioni scritte, tante informazioni, oltre alle immagini molto molto belle. La qualità della carta e della stampa sono sempre la massima qualità, fornita da Sprea Editori, e quindi vale la pena, diciamo, perdere del tempo, insomma, impiegare del tempo a leggere tutto ciò che c'è scritto qui per anche ampliare le proprie conoscenze su questi personaggi. Super Mario Galaxy, famosissimo, bellissimo anche Super Mario Galaxy. Super Mario Sunshine, Super Mario Sunshine. Bellissimo anche Super Mario Sunshine. Andiamo avanti. Guardate, siamo quasi alla fine, Super Mario Sunshine. Andiamo avanti. Paradiso acquatico. Super Mario. Che poi hanno fatto pure il cartone animato. C'era anche la sigla cantata da Cristina D'Avena, Andate a cercare, mettete su Google Super Mario Cristina D'Avena, vi esce la sigla del cartone animato e la sigla è cantata da Cristina D'Avena. Ok? Guida turistica. Vedete? No, guardate che vale veramente la pena. Guardate altra immagine bellissima, a doppia pagina, che riguarda sempre. Per chi è appassionato di questo personaggio, di Mario, di Super Mario, questa rivista è un must, bisogna averla anche solo per le tantissime pagine dedicate alle illustrazioni. Bellissima. Super Mario Bros. Quindi questa è la storia di New Super Mario Bros. I mondi migliori.
bellissimo, bellissimo. Andiamo avanti. I power up, quelli che ti consentono di avere, diciamo, delle migliorie al personaggio, quindi power up. Migliorando l'originale, andiamo avanti. Mario e Luigi Superstar Saga. Luigi era il fratello di Mario, Luigi era l'idraulico, no, sì, l'idraulico era Luigi. O era Mario l'idraulico? Non sto a fare confusione. O erano tutti e due idraulici. Super Mario Galaxy 2. Bellissimo, un'altra bellissima illustrazione a doppia pagina. Guardate, Super Mario Odyssey. Un'altra bella illustrazione molto molto grande, tutta super colorata, ma non potete capire i colori come sono resi. E adesso con questa nuova videocamera rende molto meglio i colori come sono in originale, e quindi vi rendete conto da soli che i colori sono molto molto belli e resi molto molto bene su questa rivista, su questa stampa. Sta passando un'ambulanza ed ecco Super Mario. Mi sa che siamo arrivati alla fine. Eccoci qua, queste sono le pagine finali e vi voglio far vedere questa bellissima illustrazione a tutta pagina. Vedete? Super Mario e Luigi, bellissima. E questa, come vi ho fatto vedere, la quarta di copertina. Ovviamente questa non è a specchio di scritta, a specchio è questa davanti, questa vedete tutta a specchio, ok? Bellissima questa scritta che riflette, ok? Quindi diciamo che la rivista ha una qualità enorme, è densa di informazioni, costa 12,90, 12,90 euro. Secondo me li vale, perché diciamo la qualità della carta e la qualità di stampa sono eccezionali, senza contare il tempo che ci vuole per creare una rivista come questa, impaginarla, andare a reperire le informazioni, tutte le immagini, andare a posizionare correttamente tutte le immagini per rendere, diciamo, fruibili sia le informazioni che le immagini nel modo migliore possibile. Quindi diciamo che vale la pena andare in edicola o sul sito. Sul sito la trovate tranquillamente in vendita questa rivista, e vale la pena prenderla, secondo me. I manuali da collezione di Retro Gamer, l'enciclopedia di Mario. E qui c'è tutto ciò che c'è da sapere su Mario, il personaggio dei videogiochi, quindi dalla nascita, diciamo, fino ai giorni nostri. Ok? Questa ve la posso far vedere, la quarta di copertina, non c'è problema. Vedete? Poi semmai fate un fermo immagine e vi andate a leggere la quarta di copertina. Ok? Volevo vedere se potevo, se c'era scritto un sito internet un po' grande, chiocciola, ho capito che chiocciola Sprea Comics, chiocciola, su Facebook, stanno un po' dappertutto, però volevo vedere, non c'è, addirittura non c'è una pagina di pubblicità neanche a loro stessi, perché l'abbiamo sfogliata insieme, non c'è una pagina. Un'altra cosa molto positiva è che in questa rivista non c'è una pagina di pubblicità neanche a loro stessi, che ne so, fate l'abbonamento, non l'abbiamo vista una pagina di pubblicità, quindi questo altro punto a favore, perché questa rivista è 100% dedicata a Super Mario, senza intermezzi pubblicitari, neanche a loro stessi per dire abbonatevi a questa rivista, niente, è 100% informazioni su Super Mario.
grande punto di forza di questa rivista. Quindi diciamo che il mio consiglio è correre in edicola e andarla a prendere questa, per tutti gli appassionati di questo personaggio. Ok? Allora, questa live finisce qui praticamente perché rivediamo gli arretrati, uno dedicato alla grande storia dei videogames e l'altro dedicato al gaming hardware, a come si è diciamo evoluto l'hardware dei videogiochi, quindi come si è passati dalle primissime console come Pong le console da gioco di adesso come le varie PlayStation, Xbox e PC, ok? Passando poi per i vari Amiga, per i vari Nintendo e Atari e tutti gli altri, insomma. Quindi questo anche è un numero, secondo me, è uno dei numeri che ha venduto di più. Tra l'altro tutti si aspettavano un volume 2 dove si parlasse più approfonditamente di alcune console e di alcuni computer, anche perché questo, come vedete qui, è dal 1980 al 2001, ok? Quindi ci aspetteremo quantomeno un volume 2 che tratterà computer, console fisse e portatili dal 2002 al 2023, ok? Che sono tanti anni e in questi anni, diciamo, non abbiamo visto evoluzione come durante questi anni, però diciamo i giochi sono migliorati dal punto di vista grafico, dal punto di vista di velocità di elaborazione, quindi anche la velocità con cui si può giocare è molto diversa ai giorni di oggi rispetto a quella che c'era nel 2001, anche grazie a processori grafici sempre più veloci e sempre più in grado di elaborare grandissime quantità di dati in piccolissime unità di tempo. Ok? Quindi diciamo che c'è tanto da dire anche diciamo, negli anni che vanno dal 2002 al 2023, nei 20 anni che passano dal 2002 al 2023. Quindi penso che ci stiano lavorando a un volume 2 di quella rivista, però non ci troveremo più informazioni, secondo me, riguardo agli anni 80-90, ma ci troveremo più informazioni riguardo agli anni 2000, 2010, 2020, per quello che abbiamo sul 2020, visto che siamo nel 2023, sono 3 anni che siamo entrati nel 2020. Quindi diciamo che però c'è tanto da dire anche lì, anche in questo ventennio, diciamo dal 2002 al 2022, per intenderci. Ok, io vi ringrazio di essere stati con me, vi invito come sempre a visitare il mio sito internet www.classe74.it, ok? Vi ricordo di nuovo che questi due sterei non li troverete più nelle prossime live, l'ho voluti mettere per l'ultima volta, adesso li riporto via, li rimetto dove li ho presi, staranno un altri 20 anni lì, non lo so, boh. Vedremo un po', se magari poi mi andrà di accenderli, allora faremo una live e ci dedicheremo all'accensione piano piano di questi sterei e come di questi sterei di tanto materiale che ho da parte degli anni 80, degli anni 90 e quindi però ogni apparato poi ha bisogno del suo, diciamo, di una live dedicata, così se si rompe non fa niente, almeno ho fatto la live, c'ho un ricordo. Per esempio c'ho una piastra di là che guarda caso, non so se conoscete il canale del grande Marco Valleggi, MVV Blog, grande amico, grande professionista, fa dei video molto curati, divertenti, ma contemporaneamente diciamo molto istruttivi. Quindi guardare lui che lavora, tra l'altro lui lo fa facendo sembrare tutto molto semplice, ma tutto ciò che fa è tutt'altro che semplice. Stavo dicendo in un video che lui ha pubblicato, lui l'ha pubblicato il pomeriggio, a me la mattina una delle mie piastre, che ce n'ho tante, la Technics RSTR 373, ha cominciato a fare un rumore il deck A, quello che va solo in play. Quello che registra funziona perfettamente, però quell'altro, il deck A che va solo in play, fa dei rumori, quella è tutta elettronica ed è anche motorizzata l'apertura del cassettino. Diciamo questa parte qui, che qui scende piano piano, qui c'è un pistoncino, poi la devi chiudere tu.
invece a me c'è un motorino che è uno unico, così l'ho capito anche, io già lo sapevo che era un motorino a unico, che fa girare anche il nastro, tutto quanto, si occupa di tutto, proprio perché adesso fa un rumore sia quando si apre il cassettino, sia quando mando in play, sia quando mando avanti e indietro il nastro, fa un rumore come se si fosse rotto un dentino. Ora lui ha fatto un video, ha pubblicato un video in cui ha riparato un ingranaggio di una piastra Technics non uguale alla mia, però secondo me la Technics in quegli anni usava più o meno gli stessi materiali per diciamo tutta una serie di modelli di piastre e quindi vai a capire se magari anche a me un ingranaggio ha ceduto e magari si è rotto un dentino, però io vedo che ancora si sente perfettamente, le cassette che io ci metto dentro, fa rumore la piastra quando gira, quando riavvolge, quando diciamo va avanti veloce, diciamo, però secondo me può essere un solo dentino su una ruota dentata che si è rotta e quindi causa questo rumore. Magari se la rotellina è molto piccola, a maggior ragione fa questo rumore e lo fa sia in apertura del cassettino, in chiusura, in play, in avanti, indietro, sempre. Quindi è qualcosa che ha a che vedere con un ingranaggio. Forse farò una live, la smonteremo insieme, ma non lo so, giusto per capire che cosa è successo, ma non certo per ripararla perché io non sono a parte non ho la stampante 3D, non ho mai lavorato in 3D, non sono in grado di fare quello che fa lui andando a ridisegnare una rotella, un ingranaggio 3D per poi farlo stampare a una stampante. Lui si è messo lì, si è cambiato anche l'ugello della stampante con uno che avesse il buco più piccolo della metà rispetto a quello che aveva originariamente installato la stampante, quindi per fare poi il filamento ancora più piccolo, il filamento di plastica. E lui dice, ah beh, ma così non si fanno, non durano tanto. Secondo me fatto così dura di più che con la plastica dell'epoca utilizzata da Technics Panasonic, che purtroppo aveva a disposizione quei materiali, quei fornitori che gli hanno fornito tutti gli ingranaggi, tutti praticamente di plastica, e nel tempo poi nessuno si aspettava che queste cassette sarebbero arrivate al 2023 e ci sarebbero stati dei pazzi come me patiti ancora di audiocassette, di piastre, ce n'ho tante, come sapete ce n'ho 8-9 di piastre, sì, cioè tra doppie piastre e piastre singole, quindi ancora sono patito di tutto questo materiale anni 80, anni 90 e addirittura anche anni 70, ok? Vi voglio citare in chiusura proprio così, sono 45 minuti che siamo in live, in chiusura vi voglio citare altri siti che ho creato io e che gestisco io. Uno è renijstore.it, dentro il quale potete trovare tutto ciò che riguarda la musica, con un occhio di riguardo verso il mondo DJ. Praticamente ci troverete dei mixer, ci troverete delle console divise tra stand alone e quelle che richiedono un PC attaccato via USB alla console stessa. Ci troverete delle casse attive e passive, degli amplificatori, microfoni, cuffie, puntine di ricambio per i giradischi divisi tra trazione a cinghia e trazione diretta. Insomma, è un sito in cui ho voluto riorganizzare tutto il materiale in vendita sul grandissimo magazzino che è Amazon. Quindi andate a vedere renijstore.it. Da Renij Store c'è anche il link per andare sul mondo del vinile.it per andare a cercare dei vinili, magari per chi è appassionato come me di vinili, lì ci sono categorizzati i vinili che sono in vendita su Amazon, quindi musica italiana, picture disc, vinili autografati, vinili colorati, insomma sono tutti quanti divisi e riorganizzati, tutti quelli che sono in vendita su Amazon. Gli ultimi due siti ve li menziono solamente, uno è legolando.it dedicato al mondo dei Lego e l'altro è starwarsstore.it che è il sito dedicato alla galassia lontana lontana e a tutto il merchandising che gira intorno ai cartoni animati, i film, i telefilm di Star Wars. Anzi, a breve uscirà Ahsoka su Disney Plus, canale Star Wars di Disney Plus. Ahsoka, la storia di questa Jedi che non era più una Jedi alla fine della serie, rinuncia a far parte, diciamo, del gruppo dei Jedi, diciamo, rinuncia a definirsi una Jedi, anche se percorre ancora
la strada con le ideologie dei Jedi. Va bene, questo esulava tutto da retrocomputing, da Super Mario e da tutto quello che abbiamo visto fino adesso. Vi ringrazio tanto di essere stati con me questo sabato mattina. Allora, io vado a cercare la sigla, così me la posso mettere in coda diciamo, a questo filmato. E ci vediamo alla prossima live, che come sempre io non so quando sarà. Durante la prossima live dobbiamo sfogliare insieme un'altra rivista, poi so che è uscita un'ulteriore rivista di Sprea Edizioni e noi continuiamo a fare questo format Sfogliamo insieme. Contemporaneamente però devo portare avanti anche altre idee che ho. Rimanete collegati a questo canale, se vi va, se vi piace ciò che faccio, iscrivetevi al canale e lasciate un like al video, che più like ha il video più gira su YouTube, quindi più like mi lasciate e più permettete ai miei video di girare. Vi ringrazio anticipatamente, vi saluto, vi auguro buon sabato pomeriggio. Ciao a tutti, grazie. Thank you.